Buonasera a tutti, bentornati su Apocalissi in salotto. Questa sera sono qui con Elena Righetto. Ciao Elena, benvenuta, bentornata anzi. Ciao Anna, grazie sempre per la tua ospitalità e grazie a tutti voi. Non so se ve lo ricordate, forse gli affezionatissimi al canale se lo ricordano, ma Elena, oltre a essere stata diverse volte nostra ospite, è stata anche la primissima ospite di Apocalissi in salotto nel novembre del 2021. Quindi ha proprio inaugurato questo ciclo di dirette, adesso ve la ripresento brevemente anche se non ha bisogno di troppe presentazioni. Elena si è laureata all'Università Ca' Foscari di Venezia in lettere e ha un curriculum accademico archivistico librario. È docente e si occupa da molti anni dello studio della storia veneto antica, paleoveneta e romana attraverso documenti ed epigrafi. Ve l'ho fatta brevissima perché ha scritto una trilogia sul Veneto antico. Vuoi dire i titoli? Sì, divinità, rituali e magia nell'antico Veneto, calendario tradizionale veneto pagano e folklore e magia popolare nel Veneto. Che è stata, permettimi, una ricerca davvero straordinaria perché se alcuni già si erano occupati, come anche Lara Pavanetto, nostra amica di Venezia ai tempi degli alchimisti e dei Rosa Croce, tu ti sei dedicata a una ricerca che è praticamente inedita sul Veneto antico. Eh sì, sono stata la prima e spero insomma che altre persone possano continuare questa ricerca che, come dico sempre, è solo no, la punta dell'iceberg, il fiocco di neve sull'iceberg, perché è veramente qualcosa di enorme e ogni giorno si scopre sempre qualcosa di più. E quindi grazie Anna per lo spazio sempre che mi dai, per me è un grande onore, anche come amica, insomma. Doveroso, Grazie. doveroso. Allora, questa sera noi ci dedichiamo però alla divinazione nell'Italia antica e poi facciamo uno spot sul Veneto, perché in realtà mi dicevi che la divinazione nell'Italia antica ha varie sfaccettature e andrebbe approcciata nel suo insieme prima di arrivare alle sortes venetiche. Assolutamente sì. Intanto, vogliamo dare una definizione storico-religiosa della divinazione antica? Certo, la divinazione è l'arte di entrare in contatto con le divinità, con gli dei e di prevedere il futuro. Questa è la definizione che in qualsiasi testo di storia delle religioni, quindi parliamo a livello accademico questa sera, quindi non con interpretazioni varie, ma è la definizione che va data. Quindi andremo a vedere assieme che cosa vuol dire divinazione e soprattutto come la intendevano gli antichi popoli. Quindi parleremo ovviamente nell'Italia antica, quindi andremo a prendere sia la tradizione latina, la tradizione greca e quello che c'è rimasto delle tradizioni popolari degli altri popoli italici. Ecco, quindi qualcosa proprio di molto specifico, poco, assolutamente poco esoterico, ma molto molto preciso. Quindi Beh, nel momento in cui parliamo di divinazione siamo in ambito esoterico, quindi poi sì. Sì, sì, certo, diciamo che non daremo, ecco, delle interpretazioni neopagane, ecco, in questo senso. Diciamo, andremo a vedere proprio che cosa era per gli antichi il concetto di divinazione, che è qualcosa di molto diverso. E direi che possiamo partire, cosa dici? Insomma, certo che sì. iniziamo pure. Dunque, come vi dicevo, la divinazione è una tecnica. Quindi, per parlare di divinazione dobbiamo innanzitutto fare un attimo un recap di alcuni termini che solitamente noi utilizziamo quando parliamo di queste tematiche, perché sono terminologie che spesso vengono abusate, ma venivano abusate già nel loro significato da storici, da storici religiosi, ma anche dagli antropologi, quindi bisogna fare un discrimine fra che cosa vuol dire entrare in contatto con le divinità. Siccome, come parlavamo anche dietro le quinte,
ci sono ultimamente, o non ultimamente, da un bel po', si vedono, si sentono di quelle cose obbrobriose che non stanno veramente né in cielo né in terra, e di quelle cose veramente indecenti, perché non c'è chiarezza sulla terminologia. Ecco, uno dei miei scopi, anche come divulgatrice, oltre che ricercatrice, è anche quello di far in modo che le persone, quindi anche i non addetti ai lavori, insomma, come potremmo essere noi e molti altri dei nostri amici, utilizzino le terminologie in modo corretto. Quando noi parliamo di divinazione, la prima cosa che ci viene in mente è uno stato alterato di coscienza, perché comunque abbiamo l'idea dell'entheos, cioè dell'entusiasmos, che poteva essere per i greci qualcosa che in realtà noi, frutto di categorie occidentali, eccetera, e anche purtroppo, su questo dobbiamo dirlo, traviate dal cristianesimo, l'enteos, l'entusiasmos, cioè il momento in cui l'operatore o l'operatrice che entra in uno stato di alterazione di coscienza, si dice così, dovrebbe entrare in comunicazione con gli dei. Ecco, per gli antichi non era così, perché entheos non vuol dire essere posseduto dal dio o dalla dea o dalla divinità, da chi caspita vogliamo noi, ma entheos vuol dire che io comunico con la divinità. Ed entusiasmos, anche Aristotele lo diceva, è lo stato dell'anima, quindi un momento in cui l'operatore rituale, chiamiamolo col suo nome, entra in contatto con gli dei, ma l'entusiasmos è il suo essere che riesce per vari motivi a entrare in contatto a livello più sensibile con le potenze alte. E quindi quando mettiamo un attimino queste terminologie, riusciamo a capire che per gli antichi, chiamiamoli italici, è un termine scorretto, ma è per capire la connotazione geografica di cui si sta parlando, comunque gli antichi, cioè gli antichi europei, l'enteos quindi era proprio questo entrare in contatto con la divinità, che non vuol dire necessariamente risultante in uno stato alterato di coscienza. Perché, e questo è fondamentale quando si parla di divinazione antica, la divinazione era una forma di potere, nel senso che essendo qualcosa di legittimato dalla divinità, ciò che risultava dall'interpretazione o dall'enunciazione dei vari operatori rituali preposti a questo, risultava appunto essere legittimato proprio perché proveniente dalla divinità. E noi sappiamo benissimo che tutto ciò che è detto, è parlato, è anche fonte appunto di potere e di legittimazione. Quindi la divinazione possiamo dire che noi non la ritroviamo nell'Italia antica, ma sto parlando in questo momento della Grecia o di Roma, come qualcosa di nascosto, di occulto, di segreto, che non si doveva fare, che non si doveva dire. No, perché la divinazione era proprio uno degli strumenti anche del potere statale, chiamiamolo così, banalizzandolo, per legittimare se stesso e per dare anche certe normative. E quindi è molto molto importante fare questo tipo di distinzione dalla divinazione, che poi possiamo ritrovarla successivamente anche in tempi moderni, attuali, che ha la sua funzione, la sua logica, la sua identità, che è ad esempio la lettura dei tarocchi o altre forme di mantica, ecco. Però sappiamo che in antichità aveva un altro tipo di peso. Questo ci tenevo a esporre, insomma. Ecco qua. Quindi, Ok, adesso mentre muoio per l'influenza passata da mio figlio, infatti, ti vedevo un attimo provato. vai pure avanti. Ok, allora signori vado avanti io. Salviamo la signora Anna Bellò. Molto bene. Allora, quello che vi stavo dicendo appunto è qualcosa di tecnico. La divinazione è una tecnica, anche se noi la possiamo chiamare mantiche in greco o come vogliamo noi, ma è una tecnica. Ed essendo una tecnica deve avere delle sue specifiche precise. Un'altra cosa che volevo farvi presente è che quando noi parliamo di
di divinazione antica, dobbiamo fare un altro distinguo. Dobbiamo fare un distinguo proprio sul fatto della vocalità. La vocalità per noi è qualcosa di dato per scontato, soprattutto non abbiamo neanche modo di ragionarci su. Mentre quando parliamo di questo, quindi delle mantiche antiche, della divinazione antica, noi dobbiamo anche pensare alla qualità della voce e una tipologia di voce che era quella solitamente femminile, se si parla di Pizie e di Sibille, mentre se siamo in contesto romano, ad esempio, o etrusco, abbiamo delle figure maschili come gli augures, ad esempio, ed altre figure di questo tipo che erano maschili. Ma la differenza sta proprio in questo, in che tipologia di voce noi andiamo ad analizzare. E per questo vorrei partire da una differenza sostanziale che c'era, fra la Pizia e la Sibilla, perché molto spesso, anzi quasi sempre, ehm, chi parla o chi si interessa di queste tematiche non ha ben chiara l'idea della differenza fra queste due figure. Pizia e Sibilla molto spesso vengono confuse, vengono messe tutte insieme come se fossero delle entità univoche, e invece no, avevano delle differenze enormi, e queste differenze enormi ci fanno capire poi quale fu il sostrato, non solo storico-culturale, ma anche proprio a livello di concetto della divinazione antica, e il perché si facevano certi tipi di mantiche. Parlando appunto della Sibilla e della Pizia, sappiamo che cosa, senza farvi tutta la storia di tutte le Sibille, anche se è molto interessante, per carità. Pensate che la Sibilla la riconosciamo in territorio italico, la Pizia invece in territorio greco, l'oracolo di Delfi, famosissimo. Ma la cosa più importante è che la Sibilla, le Sibille italiche, chiamiamole così, furono pensate l'unica figura rimasta del paganesimo, anche se è sbagliato dirlo così, ma del pre-cristianesimo, che fu accettata dai cristiani. Perché? Perché la voce della Sibilla, abbiamo tutti in mente la Sibilla cumana, ad esempio, quindi la voce che riflette fra le 100 porte dell'antro della Sibilla di Cuma. La figura della Sibilla venne riconosciuta dagli scrittori cristiani della tarda antichità, comunque del primo cristianesimo, perché era una voce incorporea. Quindi una voce senza corpo, e che poteva essere riconosciuta in quanto tale perché non era associata ad una figura fisica sacerdotale, ad esempio, che poteva creare dei grossi problemi allo status quo crescente del cristianesimo. Inoltre, la Sibilla con le sue profezie, che molto spesso erano profezie devastanti, quindi proprio finalizzate alla fine del mondo, ecco, vennero appunto apprezzate dai cristiani proprio per la loro funzione così apocalittica. Tuttavia, la voce della Sibilla è una voce centrifuga. Quindi centrifuga che cosa vuol dire? Vuol dire che lei attrae tutto ciò che c'è, ma attrae tutto ciò che c'è perché la Sibilla, poi adesso lo vedremo con i libri sibillini, era una delle fonti effettivamente del potere normativo che fu poi di Roma. È una voce senza corpo, è una voce sobria, terrificante, che si esprime in ogni forma del reale ed è dotata di potere. E quindi la voce della Sibilla è Echein, cioè risuona, è epiteino, cioè si estende, ed è psallo, vuol dire vibra. Ecco, quando gli antichi, quindi si va a parlare si va a prendere, sapete che io lavoro sempre con le fonti documentarie, non mi invento niente, però quando noi andiamo a leggere, ad esempio anche Virgilio, semplicemente l'Eneide, noi ritroviamo questa figura della Sibilla che è una voce come enunciazione, che trasforma tutto in spazio e risonanza profetica. E qual è la differenza, diciamo, con le voci umane? La voce della Sibilla è una voce
che utilizza delle tecniche che si chiamano in greco phtongai, diciamo in italiano si chiamano glossolalie. Le glossolalie sono delle forme del parlato, dell'enunciato che fanno riferimento proprio a un linguaggio oracolare specifico e includono anche la polifonia, includono vari tipi di tecniche retoriche, eccetera. Quindi quando la Sibilla parla, enuncia, fa le sue profezie, è una voce che si espande e si estende ovunque, che riesce a raggiungere qualsiasi livello di conoscenza e di sapere. Ed è molto importante perché la voce della Sibilla è una voce speciale, è una voce che ha modalità eccezionali, cioè è millenaria, è anteriore addirittura alla fondazione dello spazio e del tempo misurabili. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la Sibilla riesce a profetizzare in avanti, ma anche indietro nel tempo. È lei stessa il fulcro del tempo. E quindi profetizzando, dando delle profezie su ciò che avverrà nel futuro, allora riesce veramente a rompere, come dire, quell'intervento fra lo spazio-tempo. E infatti, come sappiamo, appunto, i libri sibillini, vabbè, il culto alla Sibilla è un altro discorso, ma insomma, eccetera. La Sibilla utilizza nel suo parlato sempre la prima persona, cioè lei vuole essere ricordata come la profetessa e infatti usa ego, cioè io dico questo, io mi impongo come voce. Ma perché lo fa? E questo è fondamentale per capire tutta questa tecnica della divinazione, perché la profetessa dice è lei, cioè sono io profetessa, io Sibilla che parlo, non il Dio. E ricontinuiamo e ci ricolleghiamo al concetto di prima, cioè dell'entusiasmos, cioè sono io che come operatrice rituale, in questo caso, mi connetto con la divinità e riesco a captare quello che la divinità mi sussurra e lo espongo con la mia voce multipla. Ma non è il Dio che parla attraverso di me, quindi non sono posseduta dal Dio, capite? È una differenza veramente sostanziale. E questo è molto molto importante, tanto che, come dire, il tempo, la voce statica visionaria diventano un tutt'uno proprio il fatto della Sibilla stessa. E la Sibilla che cosa fa? Le sue enunciazioni vengono, sappiamo, no, la tradizione dei libri sibillini e degli oracoli sibillini, che sono due cose diverse, venivano raccolte da dei magistrati e sacerdoti preposti a Roma, venivano appunto raccolti, utilizzati e letti solo in caso di emergenza, chiamiamola così, quindi venivano appunto utilizzate le sue profezie solo in momenti straordinari. E quindi le profezie sibilline non erano delle profezie, delle mantiche, delle divinazioni per risolvere il problema personale di qualcuno. Okay? Quindi erano, come possiamo dire, delle profezie di Stato che si ben associano anche con le questioni delle varie mantiche, come quelle appunto degli augures, degli aruspices, degli epatoscopati, cioè coloro che leggevano il fegato, ad esempio il famoso fegato di Piacenza, secondo l'etrusca disciplina appunto etrusca. E la cosa molto importante è questa, quindi cerchiamo di togliere un pochino la patina di misticismo che troviamo nelle divinazioni antiche, proprio perché abbiamo visto che erano qualcosa di utilizzato, utilizzabile a livello tecnico per aiutare e legittimare appunto il potere. Quindi, se non ho capito male, sono rinvenuta nel frattempo. Ha notato. eh, Ci cade quella credenza popolare, quella credenza comune che abbiamo sulla spersonalizzazione dell'operatore durante la pratica della divinazione.
Ecco, io proprio Yes. oggi per il corso di magia babilonese che inizia domani, invece ho tirato fuori un esorcismo babilonese all'interno del quale la Shipu, cioè il sacerdote di Marduk, che era un sacerdote esorcista ma anche divinatore, si identifica con la divinità stessa, perché per alcune pratiche questa cosa nell'antichità era fondamentale. Però noi sappiamo che dai greci in avanti invece è l'individualità che diventa Ah, un sì. merito nel momento in cui io mi approccio verso l'oltremondo e riesco a oltrepassarlo e a ritornarne indenne. Sì, esattamente. Ma quello che tu mi dici, cara Anna, noi lo ritroviamo ad esempio nei papiri magici greco-egizi. Questa cosa che mi hai detto di identificarsi con la divinità, ecco, se noi leggiamo, vabbè, insomma, se prendete in mano qualsiasi testo dei papiri magici greco-egizi, di PGM, soprattutto il papiro di Parigi, che è molto interessante, voi troverete proprio questa cosa che ha detto Anna, cioè nei papiri greci non si parla ad esempio di divinazione, qui si parla proprio di magia, di teurgia anzi, riusciamo a ritrovare questa forma di identificazione dell'operatore rituale, chiamiamolo mago, che deve identificarsi con la divinità stessa perché anzi lui deve parlare con la voce degli dei. E questa cosa è fotonica, perché tutte le voces magiche o insomma i barbaricà o nomata barbaricà, che è la stessa cosa, quindi quelle sequenze di vocali, consonanti che sembrano senza senso per noi adesso, perché ovviamente non abbiamo la chiave di lettura interpretativa per capire che caspita stiamo leggendo, però le voces magiche appunto sono proprio questo, cioè delle enunciazioni fonetiche, e pensate che nei papiri magici era proprio come spiegato come, no, fare certi vocalizzi, proprio perché l'operatore rituale, come dicevi tu, doveva identificarsi con la divinità, doveva diventare divinità lui stesso, parlare con la voce degli dei, perché solo tramite queste glossolalie, che alla fine questo sono, si riusciva appunto a comunicare con la divinità e utilizzare la magia. Quindi è una cosa che comunque si ritrova in altre circostanze, però non in antichità, almeno per quello che riguarda la mia competenza, non la ritroviamo ad esempio in Grecia e a Roma. Cioè, il livello di entusiasmos, quindi di capacità di comunicare con l'oltremondo, chiamiamolo così, col supramondo, era qualcosa di innato sì ad esempio nell'operatrice, quindi nella Sibilla o nella Pizia, però non era necessario avere questa capacità. Se c'era, meglio. Se non c'era, non importava perché appunto la divinazione era una tecnica. Quindi si studiava proprio la tecnica divinatoria e non era necessariamente obbligatorio appunto avere questo stato alterato appunto di coscienza. Ed è una cosa stranissima perché se ci pensiamo, magari so che starò ribaltando totalmente quello che si crede sulla divinazione, però per gli antichi era così, poi ovviamente dopo dobbiamo contestualizzarla al mondo di adesso se vogliamo fare un altro tipo di lavoro, di questione. Tuttavia gli antichi parlano molto molto chiaramente. Quello appunto che volevo, se posso continuare insomma nel discorso, ehm, volevo anche farvi dire una cosa che invece Varrone dice, che è "Homenes femine vates sibille", che a me piace tantissimo questa frase, che vuol dire che qualsiasi donna è capace di predizioni estatiche. Anzi, la frase perfetta sarebbe "Omnes femine vate sibille aveteribus non cupatai", cioè che qualsiasi donna ha la capacità in sé, lui non parla di entusiasmoso, ma diciamo è intuibile, che ha la capacità di predizioni estatiche. E questa cosa è meravigliosa se ci pensiamo. E quello che è interessante, sempre riguardo la profezia sibillina, e poi parliamo un attimo della Pizia, che la profezia
non attraversa, diciamo, fasi di crisi, come invece sarà la profezia delfica, adesso vedremo perché. Quindi la crisi di questo sistema tradizionale degli oracoli, perché come abbiamo visto l'oracolo sibillino in altri modi viene assimilato nelle nuove strutture politiche e religiose, proprio perché prima i libri sibillini vengono, come vi ho spiegato, consultabili solo dallo Stato romano, usati in modo propagandistico ovviamente, e poi abbiamo questo passaggio dal paganesimo al cristianesimo perché vengono integrati contenuti, diciamo, apocalittici. Mentre per parlare della mantica delfica, la mantica delfica ci spostiamo in Grecia ovviamente, e quando parliamo di Delfi, anche qui noi immaginiamo, io per prima, sempre questa Pizia, un po' come nella scena di 300, non so se ve la ricordate, no? In cui vanno a consultare gli efori nell'oracolo, ecco, questa figura molto eterea. No, non era così. Cioè, iniziamo a togliere anche un po' di patina di questa aesthetic mood che va benissimo, però è sbagliato quando vogliamo parlare, approcciarci a queste tematiche qui, perché la Pizia a Delfi era una sacerdotessa, era la sacerdotessa di Apollo, sappiamo che probabilmente era di derivazione pre-apollinea, quindi molto più antica, ma quello che a noi interessa è il fatto che la sua figura, quindi sacerdotale, non era legata a uno stato appunto alterato di coscienza, attenzione, era legata alle competenze linguistiche, cioè lei utilizza nelle sue profezie dei giochi polisemici, omonimie, metafore, insomma tutti questi giochi linguistici perché? Perché la sua profezia veniva poi svolta, veniva ascoltata, interpretata da dei sacerdoti maschi, e già qui potremo parlarne altre 3 ore, ma veniva appunto interpretata da dei sacerdoti maschi che poi la riferivano ai diretti interessati. Perché veniva interpretata? Plutarco è stato sacerdote di Apollo a Delfi, quindi basta che andate a vedere il De Mantiché, insomma, Mantiché di Plutarco, lo potete trovare tutto ciò. La profezia delfica, diciamo che è diversa da quella sibillina anche nella stesura. Quindi non si è ancora capito bene, l'archeologia purtroppo non ha dato delle prove tecniche che ci facciano capire se effettivamente la Pizia fosse, avesse come ausilio qualche, come dire, o qualche fluvio, come si dice, no? Dalla terra, quindi che potesse aiutarla ad andare in uno stato alterato di coscienza, o addirittura c'è questa bufala che tanti mi diranno ma non è vero, io vi dirò cercatemi una fonte attendibile accademica che possa comprovare il fatto che la Pizia andasse in stati alterati mangiando le foglie di alloro. Che poi Rita pensa che mal di pancia che anche doveva avere, perché non è proprio una cosa molto buona e soprattutto non è neanche salubre. Quindi non abbiamo delle prove, vedete, che la mantica delfica o quella della Pizia fossero derivate da questi stati alterati. La cosa interessante è che mentre abbiamo visto che la mantica sibillina era preposta per, diciamo, prevedere eventi futuri anche molto complessi, ecco, la mantica delfica invece serviva per risolvere delle questioni contingenti e immediate. Cioè lei organizza, la Pizia, l'enunciato in funzione di uno specifico contesto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se, qua la letteratura greca è full di esempi, se un tizio X andava a chiedere alla Pizia se era il caso di fare guerra all'altra polis, allora la Pizia rispondeva a quella domanda specifica, mentre la Sibilla dava delle enunciazioni anche, possiamo chiamarle casuali, però quando doveva darle, le dava, mentre la Pizia era proprio qualcosa di molto più specifico. E andando ancora più nel profondo, che poi andremo a vedere anche
il perché, l'importanza del passaggio dalla scrittura alla, scusatemi, dall'enunciato orale alla scrittura, lo ritroviamo anche in come erano enunciati questi responsi. Perché tutti noi sappiamo, no, che queste donne facevano questo tipo di profezie, ma com'è che le scrivevano? Cioè come erano scritte, come erano fatte? Ecco, su questo è un tecnicismo che però è interessantissimo a mio parere. Perché ad esempio i responsi della Pizia erano ovviamente connessi alla lingua, quindi quella greca, e si dice che la Pizia inventò l'esametro. L'esametro è appunto la forma di scrittura che può essere anche quella della poesia. L'esametro perché è importante? Anche questi sono dettagli, perché l'esametro è la metrica dell'enunciato dell'epos, quindi dell'epica. L'epos è importante perché l'epos è la voce come quella delle muse, quindi una voce che è sempre e comunque vera. Quindi le muse, conosciamo tutti, no? L'introduzione, l'inno alle muse di Omero, e perché i poeti, i cantori invocavano le muse? Perché esse sono quelle divinità che sono preposte alla verità dell'enunciato, quindi ciò che dicono è vero, è poesia, ma è vero, e soprattutto perché quello che dicono è direttamente proveniente proprio dalla voce degli dei. E questa cosa è fondamentale, quindi è stata la Pizia che ha inventato appunto l'esametro, mentre con il discorso della Sibilla è un po' diverso, perché la Pizia abbiamo visto che enunciava le sue, le sue profezie a voce, mentre la Pizia faceva una robetta un po' diversa. E è una cosa molto interessante perché nel terzo libro dell'Eneide, mi pare versi 4,40, 4,50, comunque controllate, abbiamo Eleno. Eleno che cosa fa? Eleno, nel momento in cui Enea va negli inferi, gli dice Enea, stai attento, chiedi alla Sibilla di non scrivere la sua profezia, ma di elencartela a voce. Perché lui dice, altrimenti lo scritto della Sibilla potrebbe perdersi o potrebbe, come dire, andare in confusione, mescolarsi. Per noi, che siamo dei profani, leggere questo non ci dice assolutamente niente e in realtà ci dice tutto. Perché che cosa vuol dire? Vuol dire che le sibille, anche le pizze lo facevano, però soprattutto ne abbiamo conoscenza della sibilla, le utilizzavano sì le foglie di alloro, ma non per mangiarsele o per fare altre cose. Le utilizzavano per scriverci sopra gli esametri, perché anche se erano in latino, venivano scritti comunque in esametro greco, esametro della profezia. Quindi la profezia sibillina, oltre a essere voce, però veniva anche scritta. Ma veniva scritta dove? Non sulla pietra, non ci troviamo la Sibilla che si metteva a compilare i libri sibillini, quelli sono raccolte successive, ma venivano scritte sulle foglie di alloro. E per quello che Leno ci dice scusatemi, ad Enea di non farle scrivere, perché altrimenti un soffio di vento avrebbe potuto scompigliare queste profezie e lui non ci avrebbe capito più niente. È molto molto interessante. Ascolta, una domanda che mi è rimasta in sospeso mentre parlavi. Sì. Ma c'è testimonianza di come si sceglievano queste sacerdotesse oracolari? Allora sì, Perché se sì. tu dici che non c'è un invasamento diretto del dio, evidentemente c'è un lignaggio. Assolutamente sì. Allora, per quanto riguarda Roma, non si sa, nel senso non abbiamo fonti che ce lo possano precisare. Per quanto riguarda la Grecia, invece sì, ed è proprio come hai detto tu, cioè ricordiamoci che tutti, anche qui,
so che mi amerai quando dirò questa cosa, ma i sacerdoti antichi erano sacerdoti aristocratici il più delle volte. Ok, e quindi anche tutto diciamo, come ho detto prima, no? L'estetica, autonominarsi sacerdote o sacerdotesse era una cavolata enorme, cioè non avrebbe avuto proprio nessun senso proprio pratico, perché appunto probabilmente erano ragazze scelte fra le famiglie aristocratiche e magari chi aveva anche, non so, dei genitori o comunque altri che erano già addetti al culto di Apollo o altro, ma ovviamente erano sempre ragazze scelte fra un'aristocrazia, ecco. Comunque sì, sempre Plutarco ne parla, mi sa però che i testi di cui sto parlando di Plutarco non credo siano tradotti in italiano, devo cercare, però ne parla assolutamente che venivano elette e scelte fra le più meritevoli di un certo tipo di aristocrazia. Però questo non toglie effettivamente, non lo sappiamo, però ci possiamo arrivare un po' con un po' di buonsenso su via, che effettivamente venissero scelte le ragazze, sì, più meritevoli, più ricche, di un certo stato sociale, ma anche che effettivamente avessero in sé quella caratteristica dell'animo che diceva Aristotele, quindi che fossero già preposte a questo entusiasmos, In altrimenti era effetti, difficile. solitamente o invasamento di vino o sangue, Mh-mh. perché tutte Esatto. le più grandi famiglie aristocratiche del passato avevano sempre delle leggende di fondazione che rimandavano agli dei, quindi sostanzialmente erano scelte per sangue divino, se vogliamo stare alle leggende sulle Sì. antiche famiglie. Un Sì, 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 contatto, ecco. assolutamente. Assolutamente sì, sono sì, scusami, ti sentivo male. Comunque sì, sì, sono perfettamente d'accordo con te. Cioè non ripeto, nessuna ragazza avrebbe potuto dire: "Sì, io sono adesso vado a fare la Pizia perché ho gli dei che mi parlano." Al massimo andava a far la baccante, ecco. Cioè, entravamo nel corteo di Dioniso, cioè, capito? Perché anche qua, sì, non voglio essere troppo diretta, ma anche questo lo ritroviamo, cioè anche ho sentito di quelle cose oscene, ad esempio, non inorridirmi neanche tu, ti prego, già che stai poco bene, che ho sentito qualcuno che ha messo sullo stesso piano le baccanti e le menadi con le pizze o le sibille per lo stato alterato di coscienza, quindi vuol dire che non ne capivo proprio niente. Cioè la Perfetto. mania, esatto, la vedo viva. La Come mania delle confondere lo stato di trance con lo stato di mag, perfetto. hai capito? Quindi, ma io ho letto di quelle cose, ma penso che le abbia lette anche tu, che sono veramente oscene e ti fanno raccapricciare, perché comunque si va proprio a differenziare diverse cose e proprio come dicevo all'inizio è importante utilizzare la terminologia giusta, non per fargli spocchiosi, ma perché di questo si sta parlando. Per quello è importante anche il canale di divulgazione, anche questa serata, è quello che fai tu, perché si utilizzano e si impara, si aiutano le persone a utilizzare le parole corrette nei contesti giusti, altrimenti devi fare che castronerie che va bene. Poi, altra cosa, per ritornare un pochino nel nostro questione, per poi avvicinarsi alle sortes, perché appunto voglio occuparmi di questo nello specifico, vediamo quindi abbiamo visto due tipi di scrittura. Quindi qua stiamo iniziando ad andare nel mondo dello scritto, che poi per noi occidentali del mondo moderno, se noi vogliamo vedere la divinazione, anche i tarocchi sono comunque visivi, ma sono scritti, disegnati. Anche chi utilizza dei supporti chiamati rune, che poi vedremo perché dovremmo usare questi termini in modo molto specifico, se no vi farà un disastro. Però per noi è sempre qualcosa, un appoggio scritto, ok? Diversamente, difficilmente c'è ancora qualcuno che riesce a divinizzare o profetizzare in modo astratto, vocale, e se succede, dov'è che ritroviamo i grandi profeti, i grandi enunciatari? Nella religione cristiano-cattolica.
grandi profeti sono quelli cristiani, non ci sono più profeti non cristiani. E questa cosa è per il discorso che vi ho spiegato prima proprio, no? Mentre per ritornare alla scrittura, quindi al supporto scrittorio, a un certo punto ci si ritrova con, come vi dicevo, con questa frase di Eleno ad Enea, in cui è implicita, ma effettivamente è esplicitata, la richiesta di non scrivere, ma di farsele dire oralmente, che per noi che siamo ormai abituati, assuefatti dall'avere il tutto pronto, tutto scritto, per noi fa strano che si prediliga una trasmissione di tipo orale che viene vista in maniera anche più specifica, soprattutto in maniera più veritiera, mentre lo scritto può essere confuso, può essere rielaborato, ed effettivamente è così. E perché succede? Perché noi abbiamo perso qualcosa che invece gli antichi hanno mantenuto per millenni, e cioè la memotecnica. Quelle tecniche di enunciazione che fanno parte della memorizzazione, della ripetizione, basta, ripeto, guardare i poemi epici con tutti i frasari tipici, quindi il nome della divinità ripetuto, oppure i teonimi, insomma tutte quelle cosine lì che ci facevano ricordare, oltre al ritmo e alla musicalità, ma anche erano proprio tecniche memnotecniche per ricordare le cose a memoria. E quindi l'oralità era e fu per millenni il vero modo di trasmettere la conoscenza, di trasmettere il potere, chiamiamolo anche in modo non negativo, ma un certo tipo di conoscenza e di cultura. Io in quanto storica, adesso vi farò una confessione, mi arrabbio molto spesso con certi colleghi, non vogliatemene antropologi, vi voglio bene lo stesso, ma ogni tanto mi arrabbio perché non si può sempre prediligere la forma scritta come trasmissione culturale, e soprattutto se una cultura, una società antica o anche contemporanea che non utilizza la scrittura per la trasmissione delle conoscenze del potere, non vuol dire che questi non avessero cultura, semplicemente non la vedo che sei contenta, non la scrivevano perché non gli serviva, c'erano delle strutture di conoscenze di trasmissione, i santuari ad esempio, faccio anche per i Veneti antichi, probabilmente era così, in cui ci si trasmetteva le cose oralmente perché si è sempre fatto così e funzionava. Purtroppo per noi invece adesso c'è rimasto poco su cui studiare e quindi ci facciamo un sacco di elucubrazioni mentali e un po' li odiamo per questo motivo, però in realtà è così. Quindi dovete capire anche questo, l'importanza dell'oralità che non è inferiore alla scrittura. E infatti che cosa ci dice quindi la divinazione latina? Abbiamo visto quindi quello della Sibilla di Virgilio, la scrittura è prioritaria rispetto all'oralità. Cosa fa la Sibilla? La Sibilla affida alle foglie le notas et nomina, poi insomma le varie sue scritte, ed era anche importante la disposizione degli elementi, cioè le cose che le scriveva venivano pianificate e riordinate secondo una struttura sintattica, logica e grammaticale che aveva senso solo come le metteva lei, era per quello che le foglie dovevano rimanere immobili, non dovevano essere stravolte, altrimenti non si capiva più niente. E quindi nell'oralità vediamo che non c'è questa suscettibilità di cambiamento dell'enunciato fonico come invece può avvenire nella scrittura. Intanto, Dimmi. intanto, amen sorella per tutto quello che hai detto. Mi fa Però, piacere. se mi permetti, ti rubo un attimo la parola e poi te la restituisco, perché ci tenevo a dire una cosa, che quando noi parliamo di trasmissione esoterica iniziatica e quindi anche in ambito oracolare, ovviamente siamo lì, noi dobbiamo sempre ricordare che, quando un circolo iniziatico si forma, normalmente è formato da veramente poche persone e quindi la trasmissione è necessariamente orale. Quando una tradizione viene fondata è necessariamente orale, perché attorno al capo carismatico stanno i suoi pochi. Quando poi la tradizione si canonizza, viene messa per iscritto,
Ma di solito quando si passa dalla trasmissione orale alla trasmissione scritta, vuol dire che nel frattempo ci sono state le faide, perché il fondatore se n'è andato, perché ci sono tutti quelli che si battono per il potere, eccetera, eccetera. Quindi in realtà la trasmissione orale non va disprezzata perché sarebbe l'insegnamento originario. Io credo che tanti fondatori, tanti profeti, eccetera, eccetera, raccapriccerebbero di fronte a quello che gli è stato attribuito per iscritto, perché poi sappiamo che c'è il telefono senza fili. E quindi in effetti, come dicevi tu, la tradizione orale non è affatto da disprezzare. Anzi, Anzi. normalmente quando arriviamo allo scritto vuol dire che quantomeno dobbiamo spaccarci la testa su tanti simbolismi che sono stati celati all'interno dello scritto per risalire al messaggio originario. Dopo questo amen sorella ti rilascio la parola. Ti rifaccio un amen sorella perché è veramente importante e mi fa piacere che sia apprezzato e condiviso, perché effettivamente dovremmo riprendere questo modo di trasmettere qualcosa. E volevo un attimino ringraziare tutti e tutte che ci stanno mandando un sacco di commenti, di ringraziamenti, li ho visti adesso, non è che non vi ho considerato, ma non li vedevo. E vi ringraziamo tutte, grazie, grazie, grazie. E quindi ritorniamo a questo tipo di scrittura, appunto, per poi passare alle sortes. Quindi abbiamo visto la Grecia che invece predilige, ecco, una forma, scusate, una forma appunto orale alla scrittura, e quindi questa ricezione, diciamo, epigrafica degli oracoli greci erano codificati dai cresmologoi, che erano appunto questi sacerdoti che facevano questo tipo di attività. Però dalla Grecia, dalla Grecia noi ritroviamo probabilmente, non è che l'origine, perché nasceranno poi un po' dappertutto in modo autonomo, probabilmente era qualcosa di derivazione indoeuropea o addirittura proto-indoeuropea, ancora prima dell'invenzione della scrittura c'erano probabilmente altre simbologie, ma è quello degli oracoli alfabetici. E adesso andremo a vedere anche la differenza fra queste cose. Diciamo che la scrittura nella mantica greca segna quella fase in cui la sentenza oracolare era ancorata all'immediatezza del discorso, si va snaturando fino alla crisi del sistema oracolare che già lamentava Plutarco, no? Che diceva già che questi enunciati venivano poi trascritti da questi cosmologoi e non erano proprio trascritti molto bene, ecco. Però senza entrare nei casini che sono venuti fuori in Grecia, volevo appunto farvi entrare proprio nella tecnica della mantica, perché secondo me è la cosa che può interessare anche un po' di più. Allora, abbiamo, secondo Giovanni Manetti, nel suo testo che è Strategie del discorso oracolare, riguardo appunto la scrittura, quindi testo accademico, è molto interessante perché ci fa capire quali potevano essere le tre ipotesi di scrittura della Sibilla cumana in questo caso. La Sibilla cumana che cosa poteva fare? Poteva scrivere o su ogni singola foglia di alloro un verso, quindi abbiamo questo tipo, e poi veniva su ogni verso un verso per ogni foglia, oppure se su ogni foglia venisse scritta una sola parola, e questa la ritroviamo come consultazione anche attribuita a Virgilio, abbiamo visto prima, e questa è chiamata enallage tecnicamente, cioè un meccanismo retorico che è alla base dell'incomprensione degli oracoli citati da Erodoto. Cosa vuol dire? Vuol dire che Erodoto stesso ci dice perché non si capisce niente degli oracoli, delle pizze, delle sibille, perché queste scrivono delle cose, le invertono come vogliono loro, e se tu non le leggi con l'ordine che la Sibilla o la Pizia ha dato a queste scritture, non puoi comprenderle. E anche questo fa parte del mondo nebuloso appunto della profezia. Magari per la Sibilla o per la Pizia erano chiarissime,
mentre per chi li leggeva doveva interpretarla, poretti, apriti cielo. La terza ipotesi è quella delle steganografie, cioè le scritture segrete, cioè una sorta di codice a clock, si dice, no? In cui abbiamo ogni elemento del testo che è descritto in una cifra può corrispondere a intere parole o frasi. Che cosa vuol dire? È probabile, ed è molto molto probabile, soprattutto anche per le sortes italiche, chiamiamole così, che questo sistema di codici fosse quello reale, ovvero che, infatti adesso le vedremo nelle sortes, ad esempio una lettera dell'alfabeto o un numero, le sortes venetiche funzionano così, funzionavano o a lettera o a numero, e ogni numero che veniva estratto si andava a leggere da qualche parte o ci si ricordava un enunciato detto in precedenza. Ad esempio, estraggo la sortes numero 5. La sortes numero 5 va a riferirsi all'enunciato numero 5. Quindi vado a leggermelo, l'enunciato numero 5 dice che, non so, domani pescherò tanti pesci, sto facendo degli esempi stupidi, e quindi andavano a riferirsi a questo. Quindi capite che non è così semplice capire perché e come si potessero fare queste, diciamo, queste esposizioni, queste divinazioni. Cioè, per noi, come vediamo sempre, è molto semplice, nel senso, anche chi pesca la runa può voler dire questo, quell'altro. Ecco, nell'antichità non era proprio così, cioè era un linguaggio già oscuro di per sé, perché come vi ho detto prima era una tecnica che veniva trasmessa oralmente da operatore, anzi operatrice a operatrice, aveva degli artifici già codificati. Ok, una cosa interessante che qua io ci capisco poco di Kabbalah, ecco, è che si può anche riferire a una sorta di acrostico come quello della gematria, giusto? O gematria, non so mai come si dica, e quindi abbiamo questa interpretazione, no? Gematria, Gematria, ok. con E la quindi G dura. G2, grazie. C'è sempre modo di confrontarsi, perché io non ci capisco niente di Kabbalah, ve lo dico apertamente con chiarezza. E quindi appunto che potesse essere anche una cosa molto molto simile a questa, quindi interpretazione numerica delle lettere, diciamo che anche per la lingua greca, per il fatto che in greco i numeri sono rappresentati attraverso le lettere dell'alfabeto. Poteva essere una cosa del genere, non si sa. Quindi abbiamo questo mistero. Poi per parlare, vedete, non ho parlato perché non ho voluto farlo, altrimenti dovremmo veramente rimanere qua fino a domani mattina, ma sappiamo, come vi ho detto anche all'inizio di questa serata, che comunque nell'Italia antica, anche a Roma, noi ci ritroviamo con delle diverse forme oracolari. Però non facevano parte di questo tipo di divinazione a cui mi sono riferita io. Un'altra cosa molto molto importante è cerchiamo sempre di non fare di tutta un'erba un fascio, ok? Quindi di non confondere, come ho visto prima, pizze, sibille o oracoli o gli auguri, eccetera. Che cosa ritroviamo anche nel territorio del Veneto, ad esempio? Ritroviamo anche, probabilmente anche ad est, in uno dei siti del santuario di Reitia, che sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, non era un santuario unico, ma era un corollario di 5 santuari, ognuno preposto a una tipologia cultuale. In uno di questi è stato ritrovato quello che sembra essere un auguraculum, c'è un recinto augurale che era questo spazio aperto, recintato, orientato diversamente secondo i punti cardinali, consacrato, all'interno del quale gli operatori rituali fornivano i pubblici auguri, e quindi si praticava l'ornitomanzia, cioè le predizioni attraverso i volatili, oppure abbiamo anche l'epatoscopia, come vi ho parlato prima, eccetera. Quindi tutta l'etrusca disciplina, per parlare dell'etrusca disciplina, degli auguracoli greci, latini, eccetera,
bisognerebbe fare veramente una puntata a parte, quindi per quello non ne ho parlato, per rispetto dell'argomento, di questo tipo di argomento che ha bisogno dei suoi spazi. Mentre per quello che appunto riguarda strettamente me e quello di cui appunto mi occupo, volevo farvi notare quindi quale fu il passaggio poi di questo tipo di mantica, di predizioni, chiamiamole così, però utilizzando l'uso della scrittura. Come vi dicevo prima, non si sa se è nato prima l'uovo o la gallina, nel senso se queste mantiche scritte, queste sortes, siano nate prima, dopo rispetto a quelle greche, quelle latine, abbiano avuto un'origine autonoma, ecco, non lo sappiamo. Quello che sappiamo però è che sono comunque delle mantiche che si poggiano sul canale di trasmissione orale pur avendo un supporto scritto. E questo è importantissimo. Che cosa hanno in comune le culture alfabetiche in cui è attestato l'uso della scrittura nell'Italia divinatoria? Hanno in comune il fatto che ci siano delle divinità fatidiche. Le divinità fatidiche vuol dire che sono divinità che sono associate alla rivelazione per mezzo della voce. Sono sempre collocate in un lucus, cioè in un bosco sacro. Ad esempio abbiamo l'esempio di Agios Locutinus o dell'oracolo di Faunus, eccetera. E tutte, attenzione, si esprimono in versi saturnini. Quindi queste sortes che cosa sono? Sono degli oracoli cleromantici, si chiama cleromanzia, e sortes vuol dire sia oracolo che profezia, quindi hanno praticamente lo stesso significato. Ehm, quindi noi ritroviamo, a differenza appunto della Grecia che in Italia antica, la trasmissione dei vaticini e dell'arte stessa del vaticinare è collegata al tramite scritto. Quindi l'Etrusca disciplina, libri fulgurale, Saurus Picines, gli insegnamenti di Taigete o di Tages e della profezia della ninfa Vegoia, ve le cito così poi andate a vedervele, i libri appunto ricevuti da Venere ad Enea, i libri sibillini, poi ritroviamo cose molto importanti ad esempio nelle tavole di Jacopine, quindi ritroviamo veramente in tutta l'Italia antica costellata da questo tipo di cleromanzie molto simili fra loro, però non si può, ecco una cosa importante, non facciamo un comparatismo selvaggio per carità, neanche contrastivo perché altrimenti vado in crisi, però non possiamo andare ad interpretare una sortes, che ne so, venetica, secondo lo schema delle sortes etrusche, no? Cioè, come parlare di due cose completamente diverse. Cioè, la tecnica poteva essere la stessa, la trasmissione, il modo, il supporto fisico era simile o lo stesso, ma non la chiave interpretativa, perché ho visto di quelle cose veramente oscene. Qua in questo caso ci viene invece in aiuto il nostro caro amico Cicerone, che nel Divinazione, nel libro secondo mi pare, ci parla proprio di questo, cioè ci parla dell'utilizzo arcaico della scrittura nella cleromanzia e parla dell'origine delle sortes nel culto di fortuna a Preneste, quindi le tavole prenestine, e lui ci parla delle litterarum note, cioè singole lettere alfabetiche, come vi ho parlato prima. Quindi, quale poteva essere l'utilizzo? Anche qua ne abbiamo sempre tre. Una che si estraevano da un'urna o da un sacchettino queste lettere tramite estrazione, oppure, come abbiamo visto, estrazione di lettere alfabetiche le cui lettere iniziali corrispondevano a responsi precedenti, oppure il fatto che questi responsi erano ovviamente interpretati da dei mediatori. Quindi qua non abbiamo la figura della Sibilla e della Pizia, ma abbiamo chi mediava, quindi chi faceva effettivamente questo tipo di divinazione, e al contrario di quella sibillina, di quella delfica, era un tipo di divinazione che veniva popolare. Cioè
sia una divinazione che poteva venire svolta in certi santuari, ma in santuari che noi chiamiamo appunto luci sacri, quindi boschi sacri o santuari in natura, legati a elementi naturali, o venivano anche svolte da persone comuni. E la cosa molto molto interessante è che noi le ritroviamo queste cose qua proprio, cioè ritroviamo proprio il realia archeologico nelle zone di confine, ad esempio. E adesso vedremo un attimo quelle venete. Quindi non si sa appunto se queste sortes fossero ovunque e contenessero testi interi e lettere alfabetiche, non sappiamo il numero delle estrazioni. Ecco, in area celto-germanica comunque sappiamo che il numero di estrazioni delle rune doveva essere 3, probabilmente lo era anche per gli italici, ma questo nelle zone di confine, non in altre parti, non lo sappiamo. Quindi l'epigrafia ci indica proprio questo, cioè la non completa uniformità delle prassi di utilizzo. Un autore, che è il famoso Latte, si chiama così, ci dice che queste sortes appunto erano, come vi ho detto prima, un tipo di mantica comune agli indoeuropei del nord-ovest. Mentre la Champeau ci dice che le sortes erano una forma di divinazione diffusa, appunto, ma sviluppata nelle culture indigene dell'Italia a svantaggio della cosiddetta divinazione ispirata di cui abbiamo parlato prima. Un'altra cosa interessante, sempre a livello proprio tecnico, che le sortes ad asticella, quindi queste piccole aste, sempre come quelle trovate in Veneto, erano tipiche indoeuropee, mentre le sortes iscritte in ciotoloni erano tipiche, ciotoloni fluviali, ciotoli fluviali, sassi, erano tipiche delle culture mediterranee. Ecco, queste sono, diciamo, qualcosa che possiamo definire come tecnico. Molto molto interessante è il fatto che la cleromanzia si espanse proprio in seguito a che cosa? In seguito alla coinè culturale delle componenti linguistiche falisca, italica, etrusca, greca, venetica. Quindi quando queste coinè linguistiche diverranno proprio centro di culto, di formazione, ecco che allora non è che nascono, ma si sviluppano questi centri oracolari che erano luoghi di frequentazione interetnica, come abbiamo visto anche in luoghi di confine, e la cleromanzia quindi si distribuì, si propagò assieme alla diffusione stessa dell'alfabeto. Se ci pensiamo, era anche un modo per alfabetizzare le persone, proprio perché era, come dire, chiamiamolo un gioco, un gioco oracolare che però per capirlo dovevi saper leggere e quindi fu anche un modo per alfabetizzare. Per collegarci col contesto veneto ci ritroviamo nella coincidenza dei centri oracolari connessi alle sortes in località in cui vi è un'attestazione antica della scrittura, quindi forse centri di insegnamento della scrittura. Per quello che anche il contesto veneto è molto importante, perché noi abbiamo i centri, no? Sappiamo il santuario appunto di Reitia, c'è la parte Baratella, che era sicuramente un centro di insegnamento della scrittura, tecnica sacra, magica, oracolare anche. Però il Veneto è un caso fantastico perché è in studio, si sta continuando a studiare, ad analizzare le varie sortes che sono state ritrovate al santuario appunto di Reitia, intese come tavole alfabetiche, quindi non proprio come sortes, ma a Vicenza. Andiamo al Museo Archeologico di Vicenza se ci fate un salto e ritrovate proprio queste sortes che sono incise su supporto osseo, quindi sono incise su delle ossa di pollo o comunque di vari animali ossicini. Poi abbiamo le sortes di Vittorio Veneto, che è un caso, Vittorio Veneto è un caso veramente interessantissimo da studiare, e soprattutto l'oracolo di Gerione, perché la testimonianza di quanto fossero importanti per i Veneti antichi le sortes, quindi questo tipo di divinazione cleromantica, la ritroviamo proprio nelle fonti.
in cui abbiamo cioè proprio l'imperatore che viene appositamente qui in Veneto, santuario di Gerione, che era da Abano Terme e da Ponus Termae, perché aveva estratto delle sortes, gli avevano detto di venire in questo tipo di santuario per tirare dei dadi, quindi insomma per fare un altro tipo di mantica all'interno dell'acqua, quindi una mantica legata all'elemento acquatico. Mentre per concludere proprio questa lunga disamina, quando invece parliamo ad esempio del santuario di Monte Altare a Vittorio Veneto, è l'unico sito archeologico in Veneto dove sono state rinvenute sortes in un numero così significativo che veramente non ce ne sono state così tante mai. Ecco perché è importante. È importante perché non abbiamo solo la fonte come quella appunto del passo di Svetonio che vi ho citato prima, dell'estrazione della source, quindi source tracta, e verso la seconda parte Alfonso Aponi abbiamo l'uso dell'astragalo, del dado, quindi del numero che era tipicamente romano, ma nel Monte Altare proprio ritroviamo queste sortes che sono incise su delle placchette, ma sono veramente tantissime e hanno la specifica di essere numerate, quindi hanno delle sequenze numeriche, alcune in numero romano, altre in numerazione venetica, di cui non sappiamo assolutamente nulla, nel senso che non sappiamo come interpretare queste sortes, cioè qual era il loro significato, ma ciò che sappiamo è appunto che erano state appositamente messe all'interno di una piccola nicchia ritrovate appunto nell'antico santuario di Monte Altare, perché venissero protette. Una nicchia al cui interno era probabilmente dentro a una scatolina di legno, quindi pensate sono rimaste lì per più di 2000, no di più di 2000 anni, e essendo appunto iscritte in metallo presentavano anche un buco sopra queste laminette perché probabilmente venivano legate assieme fra loro con un legaccio e portate in giro da chi le doveva utilizzare. Quindi vedete, non possiamo dire che cosa dicessero queste sortes, che cosa Una predicessero. sorta una sorta di I Ching, se avessimo le sentenze di riferimento. Esatto, assolutamente sì, esatto, sì, 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 perfetto. Una struttura molto, molto simile, solo che purtroppo non abbiamo, oltre alla paleografia che può darci l'interpretazione della lettura di che cosa c'è scritto, ma essendo numerate, come vi dicevo prima, a numero o con delle frasi che sono ripetizioni di lettere, noi non possiamo interpretarle, possiamo solo studiarle. Ci manca il codice sorgente praticamente. Esatto, È come se ci esatto, fosse scritto riga 1, foglio 2 e non abbiamo il foglio 2. esatto, non abbiamo nulla, tranne questi oggetti muti, per quanto eloquenti, che però ci danno, come abbiamo visto, sì, delineano proprio un modo di interpretare il futuro che abbiamo capito che non era semplicemente come adesso vediamo, no? La schifezza che c'è in giro, chiedere ma come andrà col moroso, ma come qua, come là. Cioè, quando si interrogava questi strumenti, erano strumenti estremamente potenti, appunto, perché si andava direttamente a parlare con le divinità. E questo Infatti forse l'abbiamo dimenticato. 2 riflessioni a margine su quello che hai detto finora in questa sequenza finale. Vabbè, la prima è più una battuta che altro, che oggi a chi si occupa di divinazione viene chiesto di fare l'oracolo e di fare anche l'interprete. E questo Mh. però è storicamente sbagliato, nel senso che l'oracolo è l'oracolo e l'interprete è l'interprete. Spesso e volentieri l'interprete dovrebbe essere la stessa persona che richiede l'oracolo, però vabbè, questo poi è opinabile, no? La seconda riflessione era sull'estrazione delle lettere perché, ammesso che, come nel primo caso che tu hai descritto, potessero avere valore anche di per sé, questo presupporrebbe il fatto che appunto
laddove si insegnava l'alfabeto e si insegnava a leggere, le lettere avessero anche un valore archetipale, quindi simbolico di per sé, tanto da poter Sì. essere applicate alla divinazione, come in effetti succede in tutte le protoscritture, che prima di Sì. assumere valore fonetico le lettere vengono in realtà da dei simboli che già si usavano prima. Sì, sì, assolutamente sono d'accordo con te e ti dirò di più, che ciò che hai detto, questo tipo di studio è proprio in fase di analisi anche a livello accademico, perché c'è chi dice, ovviamente il linguista dice no, non è possibile, lo storico delle religioni, l'antropologo dice invece sì, è possibile che fosse così e quindi se fosse, che è una cosa che insomma è proprio in fase di studio, quindi non mi posso esporre più di tanto, però se fosse così effettivamente anche la rilettura delle tavole alfabetiche avrebbe un'ottica diversa. Anche appunto abbiamo visto le ripetizioni vocali, consonanti, queste cose un po' strane, che anche nelle tavole alfabetiche sì, possono essere effettivamente didattiche perché bisognava imparare a scrivere, come quelle etrusche, insomma, erano molto simili, l'hanno riprese da lì, i veneti, però chi ci dice che effettivamente non avessero anche un altro tipo di valore? Ad esempio, in alcune degli stili scrittori ritrovati ad est ritroviamo delle sequenze vocaliche, oppure anche sempre in una di quelle tavole di Este, ma anche mi pare a quella di Vicenza, ritroviamo Acheo, che viene ripetuto sempre, che si dice che possa avere anche un valore magico, in senso lato ovviamente. Quindi è ancora tutto da verificare, da analizzare, ecco. A me affascina sempre il passaggio dall'oralità alla scrittura. Sai che io mi sono occupata molto di Sumeri, ma perché mi hanno affascinato così tanto? Perché anche loro passano dal Neolitico all'urbanizzazione, sono gli inventori della scrittura e a me il passaggio dall'oralità alla scrittura ha sempre affascinato perché poi trovi proprio all'interno della scrittura il sunto della tradizione orale precedente, perché i primi simboli di scrittura alfabetica hanno sempre un valore magico, perché quando io imparo a scrivere, con che segni lo faccio? Con quelli che prima reputavo forse magici, propiziatori e li uso poi come lettere. Sì. Sì. Quindi Opinione sì, personale, sembra no, no, ma io però la credo condivido che perfettamente. fra usare quello che già conoscevo e inventarlo ex novo, la più probabile sia la prima, tutto qua. Esatto, perché far doppia fatica. Elena, io ti ringrazio tantissimo per questa serata perché è stata veramente bella e dietro le quinte poi parliamo delle altre cose su Venezia che abbiamo in ballo. Certo. E E grazie a voi, insomma, di tutto. ti posso passare solamente una domanda, Sì, un paio di domande che hanno fatto, certo. che poi chiudiamo. Allora, Federico scriveva: mi affascina la figura dell'anfibologia perché lascia l'interpretazione allo stato d'animo del lettore. Leggerà in positivo se ben disposto o erroneamente se malizioso. Non Hai l'ho capito. notizie dell'anfibologia? No, pensavo si Mm, riferisse a qualcosa a cui avevi fatto riferimento. sinceramente no, no. Ok. Non in questo contesto perlomeno. Ah, ciao Andrea. Andrea Casella che dice Alessandro Bausani è concorde con l'origine sacra e religiosa dell'alfabeto. Quindi qui Beh, ci dà una mano. grazie. Bene, io ringrazio tutti per essere stati con noi. Non andate assolutamente via, perché vi devo dare innanzitutto l'annuncio della prossima diretta, che siccome partirà il corso di Matteo Babilonese sarà a fine giugno e abbiamo la seconda parte della diretta
con Nadav Crivelli sulla Kabbalah. A questo punto ringrazio Elena. Grazie a te, cara Anna, grazie a Se ci puoi Apocalisse lasciare nei Salotto. commenti, per favore, i titoli dei libri, che così se li vanno a vedere, perché l'oralità a volte Certo. non è necessaria, cioè non è sufficiente nella nostra società, e rimanete con noi per vedere il jingle con il meteorite finale. Certo, grazie a tutti, ciao, buonanotte. Buona serata a tutti. Ciao. On a stick, oysters and orange juice, hot dogs and Charlotte russe. My eyes are getting glazy, my tummy thinks I'm crazy. When I've spent my very last cent to treat you to a 10-course table d'hote, then we'll go home again, home on a summertime coney